Varcando nella soglia si ha come l'impressione di entrare in un vortice. Mobili, abiti, porcellane, pezzi d'arredamento, ma anche armi bianche e armi da sparo, insieme a medaglie, lettere, documenti più o meno antichi, stampe e manifesti. Nel Museo Fioroni a Legnago, Bassa Veronese, si può scovare davvero di tutto. Ma chi era Maria Fioroni e perché dedicò la sua vita alla creazione di questa casa museo? Maria Fioroni nasce nel 1887 e muore nel 1970. È figlia di una famiglia dell'alta borghesia milanese che si trasferisce a Legnago all'inizio del Novecento. Trascorre tutta la sua vita a raccogliere e a documentare la storia della città che l'ha adottata. Filo conduttore di tutta la raccolta è proprio Legnago, e tra queste mura si racconta come i fatti della storia hanno segnato l'esistenza di questa città lungo l'Adige. Lo scopo principale era quello di ricostruire la storia di Legnago a tutto tondo. Ogni oggetto, dal pezzo d'archeologia alla spada medievale, alla lettera del soldato legnaghese impegnato sul fronte russo, raccontano in certo qual modo la storia di Legnago. Un lavoro certosino che Maria Fioroni iniziò sin da ragazza e che la Fondazione Fioroni ha saputo proseguire nel tempo con la stessa dedizione. Le prime raccolte appunto risalgono ai primi anni '20, sono raccolte di materiale archeologico che appunto proveniva dalle Valli Grandi veronesi, che è un'estesa area contigua a Legnago dove da sempre appunto avvengono importanti scoperte di archeologia. Una raccolta plasmata dai grandi eventi della storia. La cosa particolare che caratterizza questo museo è che buona parte degli oggetti risorgimentali sono legati ovviamente alla storia di Legnago, ma sono legati alle famiglie legnaghesi che hanno avuto appunto i propri antenati che hanno combattuto ad esempio nelle battaglie di Garibaldi nel corso delle guerre italiane. Nel corso della sua lunga vita lei ha modo di vivere le più importanti guerre degli italiani, la Prima Guerra Mondiale, la campagna di Libia, le guerre d'Africa e poi la Seconda Guerra Mondiale. Quindi nel corso di questo lungo periodo raccoglie più di 7.000 lettere di soldati legnaghesi al fronte con cui corrisponde e a cui invia pacchi e generi di prima necessità. Punta di diamante della Fondazione Fioroni è l'archivio documentario. 15.000 fotografie, 5.000 cartoline d'epoca, 500 quotidiani, 400 periodici, 500 stampe storiche, 3.000 manifesti e proclami. Dal riordino di tutto questo materiale è uscito fuori un vero e proprio tesoro. Sono decine e decine di manifesti elettorali, di volantini e di altri materiali appunto che ricostruiscono la storia delle campagne elettorali sia politiche che ad esempio amministrative, quindi legate prettamente a Legnago e alla pianura veronese. È una documentazione che in un certo qual modo è caratterizzata da una vita estremamente breve. È una documentazione che esce in campagna elettorale, ha un ruolo specifico durante la campagna elettorale e poi viene gettata o eliminata, non raccolta sostanzialmente ad esempio dalle biblioteche. Vignette, foto e fotomontaggi che ancora trasmettono una forte carica politica e che ben rappresentano un'epoca ormai conclusa. Fino agli anni 50 la documentazione di propaganda era caratterizzata da una verve e da una capacità di suscitare diatribe molto, molto forti, in alcuni casi con attacchi feroci tra gli avversari politici. Poi nel corso del tempo, grosso modo dopo gli anni 60 e 70, c'è stata una sorta di standardizzazione anche del contenuto di questi manifesti di propaganda elettorale.